Atalanta decisa a fare il pieno per consolidare il primato, Sassuolo pronto a confermare i segnali di ripresa dopo aver conquistato 7 punti nelle ultime 3 partite. Sfida che promette molto. Sulla panchina degli emiliani il grande ex Angelo Gregucci, il quale manda in campo una squadra con Pomini tra i pali, Rea Bianco, Rossini e Donazzan sulla linea difensiva, Valeri, Magnanelli e De Falco a centrocampo, Riccio suggeritore alle spalle delle punte che saranno Bruno e Catellani. L'Atalanta schiera consigli in porta, Bellini, Talamonti, Capelli e Peluso nel pacchetto arretrato, Ferreira, Pinto, Barreto, Del Vecchio e Doni sulla tre quarti, Marilungo e Ruopolo nel reparto avanzato. Colantuono fa ricorso al turnover, ci saranno 3 gare in 9 giorni e tiene in panchina Tiribocchi, Padoin e Bielanovic. Pomeriggio dal cielo velato, 8 gradi di temperatura, ma durante la notte la colonnina era scesa a -3. 13ª direzione in carriera in Serie B per l'arbitro Giacomelli della sezione di Trieste. Studio. D'accordo Corsini, partita iniziata da poco meno di 4 minuti, siamo ancora sullo 0-0 di partenza, maglia nerazzurra, strisce verticali per la formazione atalantina, completo bianco con numerazione ed inserti in verde per il Sassuolo che manovra da destra verso sinistra rispetto alla tribuna centrale dello stadio comunale di Bergamo. È una sfida, lo ricordiamo, da grandi numeri per alcuni dei protagonisti. Giampaolo Bellini tocca il traguardo delle 317 gare di campionato con la maglia dell'Atalanta, eguagliando così il primato del mitico Stefano Angeleri. Riccio del Sassuolo festeggia invece la sua 400ª partita tra i professionisti. Gara con una maggior pressione dell'Atalanta nelle prime battute, molto attivo Ferreira Pinto, 2 volte andato al cross in maniera abbastanza insidiosa nella prima circostanza, si è disteso in tuffo a Marilungo senza riuscire a toccare il pallone per la deviazione vincente. Nella seconda il cross era per la testa di Ruopolo, il quale è stato anticipato. Adesso c'è un tentativo della formazione emiliana in zona d'attacco, ma c'è Capelli che per la difesa dell'Atalanta va a spazzare il pallone, quindi Peluso, il disimpegno difensivo ed il tocco di uno dei giocatori della formazione emiliana. Si trattava di Rea per un pallone finito fuori dal terreno di gioco, rimessa laterale che l'Atalanta ha già effettuato ma l'ha sprecata e il pallone è finito fuori ancora dal terreno di gioco all'altezza dell'asse centrale del campo. Adesso Rea si appresta a rimettere in gioco 4 primi 40 secondi, il parziale ancora di 0-0. A voi Novara. Calcio di punizione a favore della formazione di Colantuono, la palla viene collocata ad una trentina di metri di distanza dalla rete difesa dal portiere del Sassuolo Pomini. Si incaricherà della battuta il paraguaiano Barreto, giocatore dotato di un forte tiro dalla distanza. Forse conviene seguire per un attimo gli sviluppi di questo tentativo dell'Atalanta su calcio di punizione. 2 uomini del Sassuolo in barriera, arriva il tiro cross di Barreto, attenzione, con la grande parata del portiere avversario Pomini del Sassuolo, che sul tentativo di testa di Ruopolo sventa una rete che sembrava già fatta, mani nei capelli per Ruopolo, il quale probabilmente già vedeva il pallone in fondo alla rete. Viene fuori soltanto un calcio d'angolo che Doni va a battere. Buon momento della formazione di casa, la respinta problematica della difesa del Sassuolo, poi in qualche maniera è Bianco che riesce a sbrogliare la situazione. 21 primi, l'Atalanta cerca di alzare il ritmo, il parziale è ancora di 0-0. Torniamo a Novara. La battuta di Barreto, diagonale insidioso, il colpo di testa di Marilungo e la splendida parata ancora del portiere Pomini, che riesce a neutralizzare una conclusione davvero pericolosa. Con un balzo felino si è lanciato sulla sua destra, è riuscito ad intercettare il pallone. Poi Ruopolo ha cercato di proseguire nell'azione offensiva da posizione piuttosto decentrata, è stato fermato, la palla è finita fuori dal terreno di gioco quasi all'altezza della bandierina del calcio d'angolo. Rimessa in gioco già effettuata. Seguiamo gli sviluppi di questa nuova azione affidata a Doni, il quale ha scambiato con Del Vecchio, poi Peluso cerca il cross dalla corsia di sinistra, viene contrastato da Valeri, pallone ancora fuori dal terreno di gioco. 32 primi, si viaggia ancora sullo 0-0. Novara. Giro adesso veloce per ricordare soltanto un minuto e punteggio. Bergamo. Allora Novara.
Bergamo, eccoci, sì, Bergamo, eccoci, abbiamo recuperato la linea, c'era stato un blackout, l'Atalanta è appena passata in vantaggio con un gol molto contestato, nato sugli sviluppi di un calcio di punizione di Barreto. Siamo rimasti 2 minuti fermi per capire che cosa avesse deciso il direttore di gara. Prima aveva annullato, poi ha consultato l'assistente che opera all'altezza della tribuna opposta alla nostra e da pochi secondi ha convalidato il gol che porta in vantaggio la formazione atalantina. 17 primi, Atalanta 1, Sassuolo 0, ma continuano ancora le proteste del Sassuolo nei confronti dell'assistente del direttore di gara. 1-0, la linea torna a Novara. Siamo arrivati al 19° minuto, si è ripreso a giocare dopo le proteste del Sassuolo soltanto da qualche istante. Dunque, situazione che è cambiata. Atalanta in vantaggio per una rete a 0, rete molto contestata, segnata al 17° minuto sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Barreto e palla sfiorata in area di rigore, toccata impercettibilmente da Del Vecchio, al quale per il momento attribuiamo il gol. La decisione di annullare, la decisione iniziale del direttore di gara probabilmente nasceva dal fatto che era un calcio a 2, riteneva che nessuno avesse toccato, invece poi c'è stato il tocco di Del Vecchio e dunque gol ritenuto regolare dall'assistente. 19 primi, si è ripreso a giocare dopo ben 3 minuti di proteste da parte dei difensori del Sassuolo. Ancora l'Atalanta adesso in attacco con uno spunto di Doni, il pallone è finito oltre la linea di fondo, si riprenderà con un calcio d'angolo a favore della formazione bergamasca che conduce per una rete a 0 sul Sassuolo. Entriamo nel 20° minuto, torniamo a Novara. Torino 1. È finita anche la partita di Bergamo, l'Atalanta ha battuto il Sassuolo per una rete a 0, la linea può tornare a Modena.